Con gli anni ne venne modificata con gli anni, devo ripetere, e venne usato spesso anche dai ribelli come nascondiglio. Per questo saccheggiato dai Quindi la rivedo mentre giocavamo, capito? Ciao. Questo se ne stuccavi i porti, Guarda, Questo era tuo o solo tu ci sei capace scandata? Sì, infatti. Vabbè. Ok, si tratta di un'istituzione. No, l'ok non lo dire mai perché poi nel montaggio tagliarlo è un casino. La creazione poi del sistema sanitario nazionale con i centri di CSM, con i centri. Perlustriamo la Cunziria. Porca miseria. Perlustriamo la Cunziria. Ti dà un gocciolino. No, come? Io ho combinato. Perlustriamo la Cunziria. Carrossella Sicilia. Chissà cosa doveva essere questo. Me lo chiedo sempre anch'io ogni volta che entro in una stanza. Si può desumere dal nome aspetta, c'è il sole negli occhi. Riguardava la lavorazione e la concia delle pelli. Giralo. Qua un giorno si affacciava il sanatorio. Il direttore del sanatorio e ai malati diceva: ah com'è? Ma com'è malato? Qualcuno è guarito di voi? Non penso proprio. Ha donato che fa già. Così, ma non giocine, ripeti? Vabbè, date una volta. Che co? Siamo venuti quest'oggi a scoprire una delle ville più stratosferiche della nostra Sicilia orientale, Castel Bonanno di Tremilia, nella provincia di Siracusa. A breve la scoperta. Mariangela, ma tu tempo fa hai fatto le foto all'entrata di questo castello? Come ci assisti? Di un? Per cosa? Ma come? Ce l'hai fatta, Mary? No, non mi puoi riprendere, guarda. Il quartiere odierno sorge sull'altopiano, nell'altopiano trova il famoso castello Eurialo. Non riesco a pronunciarlo, sto Eurealo. Come si dice? Eurialo? Io non so ancora se c'è scritto. Eurialo. Eurialo. Allora, E qua una porta murata dove c'è rinchiusa la principessa sul pisello. Dentro. Non cammineranno a rete, Fabrizio, perché vedi che sto qui con la pizza vera. Ma era vista? Ma non era questa che abbiamo fatto, questa è appena tirata. Ma questa è un'altra. No, questa è un'altra, no, Fabrizio. da dov'è che devo ripartire? Con i centri. Con i centri di... Si registravano solamente 12.000 persone nei manicomi e... non mi viene... Sanatori. Sanatori. Ok. Dov'è questa chiesa, Donato? Non lo so. Qua. Chissà cosa servì. Le classiche domande stupide che meglio uno non pazza, no? Una chiesa. tagliare. Ma perché scusa? C'è l'acqua, cosa per l'acqua, per l'acqua benedetta e poi battesimo, ma che vuol dire? Che bello. È vero. In quell'occasione il castello fu occupato prima dai tedeschi e poi dalla Royal Artillery. Fu distrutto in quegli anni proprio da una cannonata. Piccina, piccola. A tagliare a terra! Stavo per dirti occhio che è stata abbattuta. Capita. Si dicasti, ma no. No, c'era il filo! Sì, lo so. Ragazzi, qui un tempo il duca del castello di Mister Bianco si affacciava, vedeva i suoi servi lavorare. Vabbè, io. No, lo dico io perché ti emozioni. Oh ragazzi, qui un tempo il duca del castello di Mister Bianco si affacciava, vedeva i suoi servi lavorare, diceva loro: ah com'è? Di teatro qui in Siria. Bellissimo, fino a qua proprio torto, bravo. Allora. Molti sono strutturando una collaborazione continuativa che ha attirato anche l'attenzione del Dipartimento di Stato americano. La posso ripetere questa? Sì, devi. Devi. Infatti vedevo la tua voce, non era tanto. Tu sei pronto? Che l'audio si sente bene? Io non sento niente. Ecco. Non sento. No. No. Ah, com'è? Ora sì. Ah, ok, il è questo.
Ok. Allora, mi sono un pochettino imbarazzata. Allora, Senti, smettiti di Checco? Oh dai! Geluzzin, prego. retro dei Baha'is intorno al VI secolo da Gregorio Magno. Ce la potremmo fare, va? No, siamo, ancora ce n'è. No? Mulini aulici forse detti invece che idraulici. Ah, cazzo. Non Aulici. Problema. nel dubbio. Una cosa da niente. Parlano anche di uno scenario da film dell'orrore, con un pupazzo non mi viene, porca troia. Qua un tempo il direttore dell'allora scuola si affacciava, vedeva arrivare i suoi studenti e diceva loro: ah com'è? Buongiorno a tutti! Dall'area tedesca avrebbe dato luogo alla nuova architettura. Tu correggi se dico delle minchiate, perché le ho trovate su internet queste notizie. Ma poi Siamo pronti ad entrare. E qui. Avanza, bene. Ti prendi mentre. E certo, se come io spinno in ginnè, disgraziato. Tenersi una quarantina di giorni. Minchia, che culo! già preciso. Queste descrizioni corrispondono con sufficiente descrizione. Ah! Mi sono impappinata. Queste descrizioni corrispondono. Che dolore. Io sono entrato. Dicono tutti così e poi non si sentono. Che senso sei entrato, Vito? Ah com'è? Raga, salire è facile. Ok. Questa, anzi, l'avventura di oggi riguarda Castelbonanno di Tremiglia. Popolo di Sicilia abbandonata. Dai. La puntata di oggi riguarda il Castel Bonanno di Tremilia. Una delle ville più belle e atmosferiche di tutta la nostra Sicilia orientale. Ok. E poi, ah come?